Abbiamo qui nuovamente Jonathan Montanariello, consigliere del Partito Democratico, nonché vicepresidente del Consiglio Comunale, e in questi giorni sta crescendo sempre più l'attenzione su questa nuova gestione della linea 80 ed è tornato appunto con documenti alla mano. Certo, sì, ciao Andrea, grazie. Sicuramente la linea 80 è in questo momento uno degli argomenti più discussi in città, per una serie di motivi che non stiamo qui a sviscerare, l'abbiamo già fatto precedentemente, lo sta facendo la città, insomma. L'importanza della linea 80 ormai è cosa assodata, patrimonio di tutti. Io vorrei partire da un presupposto. Questi sono i documenti che c'erano arrivati prima della famosa commissione che è stata rinviata. Io partirei dal presupposto che la mobilità è un diritto costituzionale dei cittadini e dei pendolari che la usano. È quello che è stato fatto, ovvero in città metropolitana accettare la proposta di servizio di un privato senza coinvolgere l'amministrazione e la città, fa cadere sostanzialmente quello che è l'impianto del servizio pubblico pagato in parte con i soldi dei cittadini, ovvero il servizio pubblico pagato con i soldi dei cittadini serve a dare un diritto sancito anche a livello costituzionale, ovvero la mobilità. Nel momento in cui questo servizio non viene concordato con la città ma viene imposto dal privato, secondo me tante logiche vengono a mancare. Io ho fatto un accesso agli atti sui documenti pervenuti a questa amministrazione ed è pervenuto semplicemente un invito al 3 giugno a presenziare alla presentazione del nuovo servizio ed è arrivato in data 23 aprile. Altri documenti di forme di concertazione con la città non ce ne sono assolutamente. Ci hanno detto che il servizio sarà migliorativo, insomma io da quello che qui leggo, a mio avviso... Questo è l'orario che vi è stato distribuito? Questo è l'orario che ci è stato distribuito. Che arriva dalla nuova società, arriva a Venezia, giusto? Documenti che ci sono. Arriva a Veneto. Sì, arriva a Veneto. In alcune fasce orarie della giornata le famose 3 corriere a ora che ci vengono vendute non sono 3 corriere a ora, perché dalle 7:30 circa alle 18:30, 19, fatemi grazia della mezz'ora, ci sono 2 tipi di corriere che partono, 80 e 80B, una parte da Chioggia e una da Sottomarina. La terza corriera che ci viene venduta è quella della linea per l'aeroporto. Linea importantissima, servizio importantissimo per la città, servizio che sicuramente porterà nuove forme di pendolari che verranno, collegamenti con l'aeroporto, però ahimè io credo che non può essere scaricati su quelli che sono i posti e le persone conteggiate nel trasporto a Venezia, perché se su 10 pendolari 9 devono andare a Venezia, ben venga la linea per l'aeroporto, però non può essere conteggiata in quel segmento di trasporto, perché vuol dire che chi deve andare a Venezia dovrà scendere a Mestre, pagarsi un abbonamento con ACTV per recarsi a Venezia e allungare anche i tempi di trasporto per il posto di lavoro con un carico di rottura. Quindi ben venga la linea 85, però i signori della Riva non possono conteggiarcela all'interno di quelli che sono gli attuali posti di persone trasportate a Venezia. Cosa succede sostanzialmente? 3 corriere a ora, una da Chioggia, una da Sottomarina, una verso l'aeroporto. Per chi va a Venezia, quella dell'aeroporto la escludiamo. Chi va a Chioggia, chi parte da Chioggia e chi parte da Sottomarina avrà dalle 2 corriere a ora che ci sono adesso, che fanno tutte e 2 lo stesso giro, a 2 corriere a ora che fanno 2 giri diversi. Quindi in soldoni chi oggi a Borgo San Giovanni piuttosto che in Viale Mediterraneo ha una corriera ogni mezz'ora, domani per gran parte delle fasce orarie di Morbida avrà una corriera ogni ora. Stesso problema è le ripartenze da Venezia, perché in alcune fasce orarie ci sarà una corriera che parte da Venezia e va a Chioggia, una che parte da Venezia e va a Sottomarina. Capite bene che se uno finisce di lavorare e deve prendere la corriera X, non può aspettare mezz'ora dopo, perché quella che prenderà nell'orario in cui ha finito di lavorare lo porterà a Chioggia e lui deve andare a Sottomarina. Tantomeno può pensare di scendere, prendere il mezzo della CTV, insomma un servizio sicuramente non migliorativo. Quindi noi rigettiamo al mittente questo, gli diciamo ben venga la linea 85, che però non può essere pagata con i chilometri del TPL, perché se faranno questo noi denunceremo questa situazione in tutte le sedi opportune e quindi a mio avviso questo servizio non è migliorativo e c'era da confrontarsi con la città. Prendo positivamente le richieste dell'assessore Daniele Stecco, che ha chiesto a questi signori di lasciare il servizio inalterato giugno e luglio, ma io rilancio, il servizio deve restare inalterato sempre durante l'anno, non può essere che giugno e luglio resti inalterato, agosto cosa facciamo? Rinviamo il problema? Quindi
A mio avviso il servizio deve restare uguale, a me non interessa se il servizio lo faccia CTV piuttosto che Arriva, interessa sostanzialmente da amministratore, da cittadino, da pendolare e da qualsiasi altra veste possa parlare, che il servizio resti inalterato come adesso. Non si può pensare di avere in alcune zone della città una corriera ogni ora che porta a Venezia anziché una ogni mezz'ora come avviene adesso. So che martedì ci sarà un incontro dove presenteranno, in virtù di quello che sta emergendo nella città, una nuova piattaforma di servizio, ce ne sarà un altro incontro giovedì. Aspettiamo questi 2 incontri per capire quali saranno le loro proposte. E noi, guarda Andrea, siamo sempre pronti e aperti al confronto. L'importante è che il confronto non avvenga con chi crede che la sua idea sia migliore e che ha la verità in tasca, perché se così è, credo che il confronto sia inutile. A noi interessa sostanzialmente il bene della città e nient'altro, che il servizio lo faccia, ripeto, la corriera blu, gialla, rosso, verde, a noi non interessa, però questo servizio, così come è stato presentato, non è ottimale per la città, soprattutto perché si pensa di far passare delle corriere doppie da Viale Padova nel periodo estivo, da Piazza l'Italia, in posti delicati della città. Quindi noi chiediamo che il servizio non abbia cambiamenti e che la linea per l'aeroporto ben venga, servizio importante, ma non può essere scaricata su quelli che sono i chilometri dell'attuale servizio. Aspettiamo a giovedì, aspettiamo a martedì, vedremo quali saranno le loro proposte. Io credo che non potranno più di tanto cambiare perché l'impianto del servizio è quello, però siamo qui aperti, attendiamo e noi siamo pronti a fare qualsiasi forma di lotta e di barricata se non ci sarà in ogni parte della città come adesso una corriera ogni mezz'ora, e se quando ci troveremo costretti a partire da Venezia dovremo aspettare la corriera dopo perché una andrà a Chioggia e una a Sottomarina, noi non accettiamo questo, rigettiamo tutto al mittente. In attesa di futuri sviluppi, per il momento è tutto. Grazie Andrea. Prego.